Giornata speciale per amministratori del Tigullio e regionali ricevuti in udienza dal Papa. Il sindaco di Capua ha consegnato a Francesco un invito ufficiale a visitare Chiavari. L'incontro col Papa a margine della partita tra i campioni del cuore e i dipendenti vaticani, consegnata offerta all'elemosiniere Vaticano per un progetto destinato ai poveri e ai bisognosi. Nell'udienza generale il Santo Padre ha ripercorso il viaggio in Africa. Sono andato, ha detto, come pellegrino di pace e di speranza, sono state le sue parole. Ai nastri di partenza un nuovo anno scolastico senza dirigente regionale, con esiguità di personale docente e ATA. Per gli insegnanti esaurite le graduatorie entrano in campo i supplenti. Concluse le celebrazioni giubilari a Leivi per il centenario di Nostra Signora della Guardia, un cammino di crescita nella fede per la parrocchia di San Rufino che rinnova l'affidamento dei giovani a Maria. Il teatro a sostegno di Teleradio Pace, domani all'Istituto Maria Luigia di Chiavari, in scena la compagnia Piediscalzi con lo spettacolo musicale Frate Francesco. Buonasera a tutti e ben arrivati a Tigullio oggi. Apriamo parlando della giornata straordinaria vissuta da alcuni amministratori del Tigullio, amministratori regionali. Ha avuto infatti un epilogo imprevisto ed eccezionale la trasferta romana per la squadra di calcio dei Campioni del Cuore, composta da politici locali, sacerdoti e seminaristi che ieri hanno sfidato in una partita a scopo benefico la rappresentativa dei dipendenti vaticani. Un incontro eccezionale con Papa Francesco prima dell'udienza generale di questa mattina, un momento estremamente cordiale con frequenti scambi di battute che è stata l'occasione per il sindaco di Chiavari di invitare ufficialmente il Papa a visitare la città e la diocesi. Un invito emozionato, formulato anche a nome del vescovo Alberto Tanasini, a visitare la città di Chiavari, che ha ricevuto la grazia dell'incontro con Giovanni Paolo II nel 1998. Lo ha formulato il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, nel corso di un breve ed informale incontro con il Papa poco prima dell'udienza generale di questa mattina. Il primo cittadino ha ricordato le radici liguri di Papa Francesco. Tutta la famiglia materna è genovese. La paterna Di Capua ha poi ricordato al Papa le ferite dell'alluvione, la profonda devozione mariana di Chiavari e dell'intero territorio e l'avvio della causa di beatificazione di Don Nando. L'invito è stato consegnato anche in via ufficiale direttamente al Papa. Un invito che ho fatto a nome di tutta la comunità chiavarese, anche a nome di Sua Eccellenza Monsignor Tanasini, anche perché è in corso la causa di beatificazione di Don Nando ed è il nostro territorio, un territorio molto bello ma anche fragile. Abbiamo avuto 2 alluvioni a Chiavari e fortunatamente ci siamo risollevati. C'è anche una grossa devozione, Nostra Signora dell'Orto, Nostra Signora di Montallegro, Madonna di Guadalupe. Per cui io ho chiesto a Papa Francesco se viene a visitare anche i luoghi, il villaggio del ragazzo, il centro Benedetto Acquarone creati da Don Nando. L'incontro con Papa Francesco è stato estremamente cordiale. Hanno potuto salutarlo personalmente anche i sindaci di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, l'assessore regionale Ilaria Cavo, il deputato Luca Pastorino, i consiglieri regionali Vittorio Mazza, Claudio Muzio e Gabriele Pisani, Sandro Giacobbe e ovviamente i sacerdoti della diocesi, Don Luca Sardella, Don Alberto Gastaldi, Don Floranza e Don Andrea Buffoli, oltre al seminarista Tommaso Mazza. Don Buffoli ha consegnato al Papa la maglietta della Virtus Entella, sottolineandone i colori, gli stessi dell'Argentina. Ed è incredibile come abbia sempre la battuta pronta, ecco, come sia sempre pronto a dire qualcosa di simpatico, anche segno che nonostante la stanchezza del viaggio era molto presente e ci ha ricordato di noi liguri che siamo tipicamente un po', come ha detto, con il braccino corto, tirchi, e quindi ci ha fatto un po' ridere e ha stemperato ancora di più l'ambiente. Da parte del Papa non è mancata la battuta sulla proverbiale parsimonia dei liguri, ma l'incontro è stato anche l'occasione per una sottolineatura che riguarda il valore educativo dello sport. Io ti darò soltanto un consiglio: non perdere la amatorialità dello sport. Lo sport, quando perde la amatorialità, si sporca. Lascia crescere quel gioco libero, gioioso dello sport. Grazie alla vostra testimonianza. Come
Come dicevamo, l'occasione dell'incontro è stata la partita di calcio disputata tra la squadra dei campioni del cuore, formata appunto da amministratori, sacerdoti della diocesi, contro i dipendenti vaticani. Al di là del risultato calcistico, la sfida ha avuto soprattutto lo scopo di consegnare all'elemosiniere vaticano la somma raccolta in iniziative diverse, che è stata devoluta a persone povere e bisognose. Questa idea è nata perché questa squadra comunque è stata fondata a scopo solidale, quindi abbiamo pensato a Roma ci sono tanti senza tetto, tanti bisognosi e quindi abbiamo scelto questo evento anche perché comunque la rappresentativa del Vaticano è una squadra di tutto rispetto e ci faceva piacere anche misurarci con qualcuno più forte di noi. Prima dell'incontro la consegna all'emisoniere di Sua Santità di una somma raccolta che verrà destinata ai bisognosi, appunto. Come è nata questa raccolta, che ha coinvolto? La raccolta è nata da altre iniziative che abbiamo fatto sul nostro territorio, qualcuno che ha contribuito a livello locale, ringrazio anche il presidente Gozzi dell'Entella e tutti quelli che hanno contribuito a questa raccolta. Abbiamo consegnato anche al cardinale Krajewski dei pasti che stasera potrà distribuire alla stazione Termini e quindi abbiamo cercato di completare il più possibile questa serata. Quale desiderio del cuore vi ha spinti qui a Roma per questa iniziativa? Beh, innanzitutto l'iniziativa benefica che gli organizzatori ci hanno proposto ed è bella, e poi anche la passione per il calcio ci ha spinto a essere stasera in campo. Mi ha fatto piacere essere qui, accompagnare, dare un senso istituzionale a questa bellissima iniziativa che unisce davvero tutti ed è il simbolo di come davvero lo sport abbatte tutto e permette un grande gioco di squadra nel nome della solidarietà. Abbiamo in campo consiglieri, sindaci, consiglieri regionali, insomma di tutti gli schieramenti politici e sono insieme con gioia per fare del bene. Credo che sia un grande segnale di quanto lo sport davvero possa unire e fare del bene. Da chi è formata la vostra compagine? Allora, la nostra compagine è formata da tanti dipendenti di vari enti, dicasteri e amministrazioni collegate con la Santa Sede. Pertanto siamo tutti dipendenti vaticani, per dirla in parole povere. Facciamo questa cosa a fini di beneficenza. Quando capita l'occasione, ci si presenta l'occasione di poter aiutare qualche fratello meno fortunato di noi, e questo è il nostro scopo. Le offerte consegnate all'elemosiniere vaticano saranno destinate ad un progetto specifico secondo il desiderio del Santo Padre. Sentiamo quale. Come verranno destinate queste somme? Iniziativa simpatica non solo per quello gruppo che vince, perché qui saranno tanti vincitori, anche i nostri senza tetto, perché questa offerta che mi hanno consegnato andrà direttamente per le spese del dormitorio, nuovo dormitorio che fra poco sarà aperto dall'iniziativa di Santo Padre. E saranno distribuiti questi soldi secondo il Vangelo, cioè con la logica del Vangelo, che serviranno direttamente alle persone. Vanno direttamente, non a una fondazione, non a un gruppo che deve pensare cosa fare, un aiuto come vuole Santo Padre che va direttamente alle famiglie, alle persone che stanno in difficoltà. Ecco, questa struttura concretamente dove sorgerà? Questa è ancora una sorpresa, non possiamo dire, stiamo preparando, già c'è un dormitorio a Via Penitenzieri vicino la chiesa di Santo Spirito in Sassia, ma fra poco penso che per la giornata mondiale del povero possiamo consegnare al Santo Padre e lui può dire a tutti di questa nuova iniziativa per Gesù stesso. Come cristiani quale attenzione perché il cuore sia sempre aperto nei confronti del povero e della carità? Santo Padre una volta mi ha detto che prima si apre il cuore, poi subito il portafoglio. Ecco, qui abbiamo questo caso che il cuore, quelli che sono venuti a Roma, è già aperto. Adesso vogliono condividere i doni che hanno ricevuto da Dio attraverso la fatica quotidiana del lavoro e vogliono adesso
passare agli altri che non sono stati così fortunati come noi. Allora una cosa bella è proprio del Vangelo. Subito dopo l'incontro con la rappresentativa del territorio, Papa Francesco ha presieduto la consueta udienza generale del mercoledì secondo tradizione. Al termine di un viaggio apostolico il Papa ha ripercorso le varie tappe del viaggio che lo hanno portato in Mozambico, Madagascar e Mauritius. Sentiamo la sintesi di Radio Vaticano. Come pellegrino e seminatore di pace e speranza, il Papa all'udienza generale parla del suo viaggio apostolico. Del Mozambico richiama in particolare la causa della pace fino all'ultima tappa, quella dell'accordo del 1 agosto, ringraziando la comunità di Sant'Egidio per aver lavorato a questo processo. Ritorna anche la visita all'ospedale di Zimpeto, dove racconta: ho visto che la cosa più importante sono gli ammalati, tutti sono uniti. Il suo pensiero va quindi al Madagascar. Il Papa esorta questo paese ricco di bellezze naturali ma segnato da grande povertà a costruire un futuro di sviluppo, coniugando il rispetto dell'ambiente e la giustizia sociale. Nel suo cuore la visita alla città di Akamasoa, fondata da padre Opeka, dove si cerca di unire lavoro, dignità, cura dei più poveri, istruzione per i bambini, tutto animato dal Vangelo. E ancora viene richiamata la preghiera per i lavoratori e l'incontro con le monache contemplative. Spiega poi di aver scelto la nota tappa turistica di Mauritius proprio perché è luogo di integrazione fra diverse etnie e culture. Ne loda anche il dialogo interreligioso e l'amicizia fra i capi delle diverse confessioni religiose, mettendo però in guardia dal benessere discriminatorio. Quindi sottolinea il senso profondo del suo viaggio. La speranza del mondo è Cristo e il suo Vangelo è il lievito di fraternità, di libertà, di giustizia, di pace per tutti i popoli. Con la mia visita sulle orme di santi evangelizzatori ho cercato di portare questo lievito, il lievito di Gesù, alle popolazioni mozambicane, malgasce e mauriziane. E in conclusione auspica che i semi gettati portino ora abbondanti frutti per quei popoli. Veniamo ora alla cronaca locale, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Oggi pomeriggio un'autovettura si è ribaltata lungo la strada che dal Passo del Bocco conduce verso Mezzanego, a circa 3 km dall'abitato di Borgonovo. A bordo un 66enne che stava scendendo in direzione del capoluogo quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo di traverso su un fianco lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, i carabinieri della compagnia di Sestri Levante, l'ambulanza di Mezzanego, l'autosoccorso Pinasco. L'uomo ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna, il mezzo è stato rimosso. L'elisoccorso dei Vigili del Fuoco di Genova è intervenuto questa mattina a Perlezzi di Borzonasca per soccorrere un uomo sulla Trentina che si è infortunato gravemente ad una mano mentre lavorava con la motosega. L'incidente è avvenuto attorno alle 12:30 e sul posto sono arrivati tempestivi l'automedica 118 di Lavagna e l'ambulanza della Croce Verde di Borzonasca. L'uomo è stato poi portato in codice rosso all'ospedale di Savona con l'elicottero. A meno di una settimana dall'inizio dell'anno scolastico, gli istituti devono fare i conti con la mancanza del personale e le difficoltà a reperirlo. Il quadro è reso ancora più complesso dalla mancanza di un dirigente regionale della pubblica istruzione dallo scorso gennaio. Ne abbiamo parlato con il segretario regionale scuola della CISL. Docenti, personale generale ed amministrativo, collaboratori scolastici. La carenza di personale nelle scuole riguarda tutte le figure professionali necessarie al funzionamento degli istituti. Una delle motivazioni è il numero elevato di insegnanti che ha beneficiato del pensionamento con quota 100, che non è stata rimpiazzata da un numero adeguato di docenti. A mancare sono soprattutto insegnanti di materie logico-matematiche per le scuole superiori. Per ovviare alla carenza, esaurite le graduatorie, gli istituti stanno ricorrendo alle messe a disposizione, ma non si tratta di un percorso semplice, poiché questo tipo di domanda può arrivare anche da fuori provincia e vanno verificate caso per caso le qualifiche della persona che l'ha inviata. C'è anche una difficoltà nel reperire gli stessi insegnanti, che non sempre nella nostra provincia, ma proprio nella realtà anche proprio del nord Italia, ultimamente stanno scarseggiando. Forse perché il lavoro non sta diventando più appetibile o perché diventa sempre più difficile e complicato a causa di una serie di riforme, anche lo stesso reclutamento. Per quanto riguarda i DSGA, personale generale ed amministrativo, i posti vacanti nella provincia di Genova sono circa una quarantina.
i quali stanno cercando di essere coperti con personale già di ruolo in altri istituti oppure personale amministrativo. L'altro grande problema nella nostra provincia è la mancata presenza dei vecchi segretari delle scuole, dei DSGA, e anche questo è l'effetto di un concorso che si è prolungato notevolmente a livello nazionale. È notizia di pochi giorni fa che è stata bloccata la nomina del direttore regionale della pubblica istruzione. Cosa può comportare questo? Noi abbiamo una serie di passaggi che vedranno adesso coinvolta anche la direzione regionale, che poi è il punto di riferimento per le istituzioni scolastiche, che dovrà fare una serie di decreti per consentire alle scuole di funzionare in tutto e per tutto. Ad esempio me ne viene in mente uno, il fatto di poter dare garanzia agli alunni che sono presenti nelle singole scuole che hanno delle difficoltà, quindi alunni disabili, di avere una presenza fissa e costante come personale docente. Sono iniziati alcuni interventi di pulizia dei rivi nel comune di Cogorno in vista della stagione autunnale in cui le piogge sono più consistenti e potenzialmente dannose. Lavori di ordinaria manutenzione che prevedono il taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde, realizzati grazie ad un contributo regionale di circa 7.000 euro. Gli interventi riguardano il Rio Ramella, il Rio Pessa, il Rio San Salvatore e il Rio Costa. Completamente ripristinato il belvedere lungo la litoranea San Michele di Pagana a Rapallo, il lido di San Michele era stata una delle zone più danneggiate dalla mareggiata dell'ottobre 2019 ed alcune aree della frazione necessitano ancora i lavori. L'intervento ha compreso il ripristino del marciapiede, quello della Iola, il posizionamento di panchine e il restyling della scala di accesso alla spiaggia. Nei prossimi mesi saranno oggetto di riqualificazione altre aree di San Michele, come la passeggiata di collegamento tra Trelo e Prelo. Sono state aggiunte 3 pratiche all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Rapallo convocato per domani sera alle 20:30. Si tratta di variazioni di bilancio, integrazione al programma biennale degli acquisti e la richiesta di un preventivo assenso al progetto di intervento di demolizione dell'edificio residenziale in località Chignero e la ricostruzione fuori sito in via Conca del Sole. La riunione sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 2 al canale 85. Si sono concluse a Levi le celebrazioni giubilari in occasione del 100° anniversario dall'intronizzazione della statua di Nostra Signora della Guardia nella chiesa parrocchiale di San Ruffino. Un momento di memoria ma anche di ripensamento del proprio cammino di fede rafforzato dalla celebrazione di questo anniversario. Un secolo di presenza della statua di Nostra Signora della Guardia nella chiesa di San Rufino di Levi, un periodo lungo che tuttavia è partito da un cammino di fede antecedente e che si è rinnovato nelle celebrazioni giubilari organizzate nella parrocchia. Per la comunità parrocchiale di San Rufino credo che sia stato un tempo di ripensamento del proprio cammino di fede. Credo che a volte le date, le tappe ti danno anche, come dire, l'occasione per risvegliarti da quello che è un cammino che si può dare per scontato o può aver perso anche motivazioni e freschezza. E credo che per diverse persone questo sia stata una tappa non banale e quindi mi sembra che sia stato anche un periodo di benedizione per la comunità. Nel giorno della festa sono stati invitati tutti i parroci che hanno guidato la comunità negli ultimi anni. A presiedere la liturgia pomeridiana il rettore del Santuario della Guardia a Genova, Monsignor Marco Granara, che ha richiamato il messaggio essenziale di Maria: fate quello che vi dirà. E ci chiede anche alla fine, dite che non ci abbandoni quando ci viene voglia invece di vivere un altro modo. Questa è la tentazione forte di vivere un po' da vigliacchi, no? Qualcuno ha scritto che poche volte nella vita abbiamo la possibilità di essere degli eroi, ma tutti i giorni abbiamo la possibilità di non essere dei vigliacchi. A quell'immagine a cui 100 anni fa il parroco di San Rufino aveva affidato i giovani in partenza per la guerra, oggi si rinnova l'affidamento di ragazzi e famiglie, secondo i 4 verbi indicati dal Papa. Le coppie dei nostri ragazzi che non si sposano più, che hanno paura, che vedono dei modelli di matrimonio che fanno pensare, allora rimandano, sono i nostri figli
e dobbiamo accoglierli, accompagnare, discernere, integrare con un percorso, dice il Papa, di tipo catecumenale anche lungo, che vada oltre il sacramento stesso. Se vogliamo fare come ha fatto Gesù, come ha fatto la Chiesa dei primi secoli, che era la Chiesa originaria che ha fatto i cristiani sodi. A Santa Margherita Ligure l'inizio di un nuovo anno pastorale sarà caratterizzato da un momento di preghiera e anche di festa domani alle 19 nella suggestiva Piazza del Sole, dove i parroci della città celebreranno l'Eucaristia e seguirà una cena speciale. Verrà distribuito un pieghevole che riassume le principali iniziative dell'anno pastorale, tra queste un momento di incontro per il saluto a Don Salvatore Bizimana, domenica 22 settembre alle 19 all'Auditorium Santa Margherita. Il sabato successivo, 28 settembre, Don Salvatore farà il suo ingresso a Certenoli e i sammargheritesi che lo desiderano potranno partecipare alla celebrazione grazie al pullman per il quale occorre la prenotazione. Con la collaborazione del comune di Rapallo, la parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio organizza la festa di fine estate. Venerdì dalle 14:30 nel lungomare Vittorio Veneto ci saranno giochi gonfiabili. Alle 18 per le vie del centro la partita a Lanciarossi, alle 21 la rappresentazione dello spettacolo teatrale degli alunni dell'Istituto De Ambrosis nata di Sestri Levante. La manifestazione è aperta a tutti, una festa nella città, per la città sinonimo di porte aperte e di desiderio di vivere la gioia dello stare insieme e dell'essere comunità. Ancora una volta il teatro si propone come strumento a sostegno di Teleradio Pace, l'emittente diocesana che non trasmette pubblicità ma vive di provvidenza delle offerte dei benefattori. Potrà contare sulla compagnia Piediscalzi di Levi che riproporrà lo spettacolo Frate Francesco domani sera alle 21 all'Istituto Maria Luigia di Chiavari. Nella semplicità della condivisione di una passione, ma anche nella consapevolezza del messaggio grande espresso dalla figura di riferimento, la compagnia Piediscalzi di Levi si ripropone al pubblico con una replica, questa volta a Chiavari, dello spettacolo musicale Frate Francesco. L'obiettivo è quello di offrire uno spazio di ascolto e di riflessione sull'essenza del messaggio francescano. È un messaggio personale e universale. Personale perché è rivolto ad ogni persona, perché Francesco è stato un uomo che ha vissuto pienamente la sua umanità, ma ha trovato compimento quando ha incontrato Gesù. La sua umanità si compie nell'incontro con Cristo. La compagnia amatoriale ha condiviso un percorso fatto di tante tappe successive dove la magia del teatro ha dato vita ad un gruppo, ad un lavoro di squadra in cui ciascuno ha portato il proprio contributo. È stato un cammino in crescita dove io ho visto ciascuno dei componenti del gruppo impegnarsi a fondo, impegnarsi con tutte le potenzialità di ciascuno e dare il meglio di sé. La rappresentazione sarà messa in scena negli spazi dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell'Associazione Simone Tanturli. Lo spettacolo, il cui ricavato sarà devoluto a Telepace, si propone come uno strumento di integrazione. Lo spettacolo è tradotto in lingua dei segni, dall'inizio alla fine, canzoni comprese, e quindi darà la possibilità a tutte le persone sorde di poter seguire interamente lo spettacolo, ma anche appunto dare un segnale molto forte di integrazione, unita anche al fatto che il protagonista è un ragazzo ipovedente che ha dimostrato con i fatti quanto sia possibile comunque, grazie al teatro che è meraviglioso in questo senso, integrare diversità apparenti o sostanziali, rendendo poi sempre più forte il gruppo e soprattutto l'emotività che viene trasmessa alla gente che vede e che ascolta. Due casi di truffa sono stati sventati dai carabinieri nel Levante ligure, entrambi avvenuti attraverso un noto sito di inserzioni online. A Lavagna sono state denunciate 3 persone, un 27enne residente a Torino, una 25enne ed un 19enne residenti a Taranto, che si erano fatti inviare 160 euro su una carta prepagata da un 53enne lavagnese per l'acquisto di casse wireless con un impianto hi-fi mai consegnate. I carabinieri di Chiavari hanno denunciato un 21enne residente nelle Marche in seguito alla querela di un 23enne di Borzonasca. Il 21enne aveva ricevuto un pagamento senza mai consegnare il PC portatile che avrebbe dovuto vendere.
Un 19enne residente a Milano è stato denunciato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure poiché nel luglio scorso aveva rubato un motociclo di proprietà di un 27enne di Rapallo. L'autore del furto è stato rintracciato anche grazie al sistema di videosorveglianza presente nella zona. Il motociclo, del valore stimato di 2.000 euro circa, è stato restituito al proprietario. Pretendeva di essere visitato senza attendere il proprio turno al pronto soccorso di Lavagna, tanto da percuotere 2 infermieri, una dottoressa e ribaltare alcune lettighe. Un 24enne residente a Cogone è stato denunciato dai carabinieri di Sestri Levante per minaccia a pubblico ufficiale di interruzione di un servizio di pubblica necessità. E ancora un controllore ATP è stato percosso da un 64enne che è stato successivamente denunciato dai carabinieri di Lavagna. L'uomo stava tentando di fuggire alla sanzione che il controllore stava per emettere nei suoi confronti. L'uomo è stato ferito, le lesioni sono state giudicate guaribili in 5 giorni. Veniamo ora ad alcune nomine che riguardano dirigenti dell'ASL 4 Chiavarese. L'ASL ha nominato 2 nuovi direttori della struttura complessa. Elena Bosia, dirigente veterinario, dirigerà la struttura igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animali e derivati. Andrea Barbieri invece è il nuovo direttore della struttura otorino-laringoiatria di Lavagna, specializzato in chirurgia endoscopica naso-sinusale, proviene dall'ospedale Policlinico San Martino, dove ha maturato rilevante esperienza nell'ambito della disciplina. Sfogliamo ora l'agenda di Telepace insieme a Giacomo Rizzi, poi tutte le notizie di sport. Appuntamenti in agenda per giovedì 12 settembre. Apertura del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Dalle 9.30 alle 14 apre alle visite il Museo del Merletto di Villa Tigulia Rapallo. Prosegue il ciclo di incontri pubblici Santa Incontra Santa Margherita Ligure, organizzati dall'Associazione Isaia Berlin. Alle 11.30 nello spazio aperto di Via dell'Arco la conferenza sulla canzone d'autore di Marica Moretti. Nona edizione della Genova Summer Night, alle 18 in Piazza delle Erbe concerto del gruppo Trilli, dalle 19 alle 23 aperitivi e animazione musicale in via Cesarea. Al centro Benedetto Acquarone di Chiavari si riunisce l'associazione regionale Club degli alcolisti in trattamento, che si occupa di aiutare le famiglie con problemi legati all'alcol, l'inizio alle 20. Alla parrocchia di Nostra Signora del Ponte di Lavagna si terrà una conferenza del biblista e docente di Sacra Scrittura Don Claudio Doglio, l'inizio alle 21. Nel cortile di Palazzo Tursi di Genova si terrà il concerto d'archi Paganini meets India con la violinista Josna Shkrinkant e il quartetto Perosi, l'inizio alle 21. Apriamo la pagina sportiva parlando di pallanuoto, visita alla Apple per i campioni della Prorecco in tournée alla Silicon Valley. A Cupertino i ragazzi di Rudic si sono immersi nel blindatissimo quartier generale dell'azienda, 12.000 dipendenti al lavoro in un parco con uffici, palestra, lago artificiale, campi di calcio e di basket. Eccellenza con eccellenza, la missione californiana però impone anche intense sessioni di palestra e preparazione in acqua. Nell'amichevole contro l'Olympic Club, i campioni degli Stati Uniti, storico club nel cuore di San Francisco, i ragazzi di Rudic hanno vinto per 15-10. Adesso il navigatore Ivovic e compagni puntano alle grandi università a stelle e strisce, Stanford e Berkeley. I clinic sono fondamentali per avvicinare i ragazzi a noi e allo sport, ammette l'attaccante biancoceleste Pietro Figlioli. Sentiamo. Ho ritrovato una Prorecco sempre affamata, dove l'ho lasciato 2 anni fa credo che la fame sia solo che aumentata, purtroppo con dei risultati mancanti negli ultimi anni. L'indomani quando smetterò a 70 anni, no scherzo, sinceramente non ho mai realmente pensato troppo in là, perché io mi sento ancora capace di affrontare certe sfide, di rimanere qua così. Inerente ai ragazzini abbiamo fatto le cliniche che secondo me è una cosa stra importante ridare al nostro sport, soprattutto
dando l'esperienza e la possibilità ai giovani di potersi appassionare a noi e di conseguenza al nostro sport. Beh, quest'anno gli equilibri sono, penso, spostati parecchio. Gli altri due veri avversari, Brescia e Sport Management, credo che si sia un po' lasciato andare e non credo che sarà un grandissimo pericolo, con tutto il rispetto. Il Brescia c'è da vedere, sinceramente non so le vere dinamiche della loro squadra, ma credo che anche un Ortigia potrebbe anche dare un po' di fastidio. Si sono rinforzati e anno per anno stanno crescendo sempre di più. Parliamo ora di calcio. Nella Lavagnese dei giovani la maglia numero 1 è sulle spalle di uno dei più vecchi. Si tratta di Marco Nassano, 29 anni, che farà da guida ai suoi compagni e allenerà i bambini della scuola calcio. Per il giocatore levantino si tratta della 7ª stagione a Lavagna, la 5ª consecutiva. Con il tecnico Gianni Nucera, Nassano è tornato appunto titolare dopo essere stato portiere di Entella, Sestri Levante e Rapallo. Stiamo vedendo la foto. Con questa notizia di sport si conclude il nostro telegiornale. L'informazione di Telepace torna domani mattina alle 7:30 con il TG rassegna stampa condotto da Marco Revello e alle 12:45 con la prima edizione di Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata.